Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Civiltà Nuragica. Giunto quindi alla sua quinta edizione, l'appuntamento è organizzato al Comune di Orroli con il coordinamento scientifico di Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra. Anche quest'anno, purtroppo, a causa delle restrizioni del Covid, ci troviamo costretti a non prevedere la presenza del pubblico. Tuttavia potremo seguire questo importante avvenimento culturale attraverso diverse piattaforme Facebook, sugli altri canali social e sul web. Ricordo il sito orroliarcheofestival.it. Faremo uso pertanto della piattaforma Zoom, sperando che tutto vada bene naturalmente, per gli interventi a distanza dei relatori. Il tema scelto quest'anno è quello dei contatti e degli scambi fra la Sardegna, l'Italia continentale e l'Europa nord-occidentale nell'età del bronzo. Il nodo centrale è sempre quello della Sardegna nuragica, che sta continuando a restituire delle evidenze, ossia degli oggetti, frutto di traffici e scambi con le popolazioni che abitavano il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Per poter iniziare i lavori, per poter incominciare questo ricco parterre di ospiti, abbiamo l'introduzione di Fulvia Lo Schiavo, che è già sovrintendente archeologa del Ministero dei Beni Culturali. Dottoressa Lo Schiavo, buonasera e benvenuta. Sì, eccomi, sì, eccomi. Eccoci. Dunque, cari amici e colleghi, benvenuti. Ho riservato a me il piacere e l'onore di introdurre la prima parte del Festival della Civiltà Nuragica, mentre all'amico e collega Mauro Perra spetterà un compito uguale domani, quando avrà luogo la seconda parte dei lavori. Nel darvi il benvenuto pesa a me, come penso a tutti voi, quello di essere online e non in presenza, e questo per due motivi. Il primo motivo è che questa iniziativa dei festival, ora giunta alla quinta edizione, è stata concepita perché il Nuraghe Arrubiu e il suo territorio, il paese di Orroli, una gemma incastonata sul magnifico altopiano di Pranemuru, l'archeologia e la storia, le tradizioni e la gastronomia, venissero conosciute da un pubblico più largo possibile di studiosi, ma anche dai loro familiari ed amici e da tutti coloro che apprezzano la conoscenza globale che deve fare da cornice agli interessi scientifici, necessariamente settoriali e di nicchia. Questa esigenza è tanto più forte in quanto la sorte ha voluto che questo sito fosse proprio come un tesoro nascosto, non certo raggiungibile casualmente, lontano dalle vie di comunicazione più battute. Meglio, abbiamo sempre pensato noi cittadini orrolesi, perché per venire a visitare questo paese molto speciale bisogna cercarlo e desiderarlo. Quest'anno le alterne vicende della pandemia ci hanno tenuto parecchio in dubbio se ancora una volta limitarci a un contatto digitale oppure se tornare alla formula tradizionale. L'incertezza è durata molto a lungo e abbiamo temuto, qualora avessimo deciso per un festival in presenza, di dover cambiare rotta all'ultimo momento con immancabili risultati di disorganizzazione. Speriamo perciò che la limitazione attuale serva da stimolo a tutti voi per una partecipazione numerosa e interessata al festival del prossimo anno. Sono infatti autorizzata ad anticiparvi che grazie alla generosità della Fondazione di Sardegna, grazie alla lungimiranza del sindaco uscente e primo promotore dei festival, Tonio Orgiana, grazie all'impegno fermo e concreto del sindaco attuale, Alessandro Boi, e degli scorsi anni grazie all'attività senza risparmio della società Prima Idea, nella persona del nostro angelo custode Daniela Fenu, e attualmente quest'anno grazie all'attività della società 06 Service, coordinatore responsabile Davide Corriga. Speriamo in voi, cioè nel furor di popolo per l'avvenire, perché altri trienni si susseguano l'uno dopo l'altro in questo secolo e oltre. Quindi anzitutto unitevi a noi nel ringraziare coloro che ho appena citato con un grande applauso. Ecco il secondo motivo per cui ci pesa un convegno online. Non ci sono gli applausi,
Ho provato a suggerire applausi preregistrati, tipo film americani o trasmissioni televisive real life, ma sono stata redarguita, per cui quest'anno gli applausi ce li possiamo solo immaginare. Dopo questi ringraziamenti, che sono obbligatori ma sinceramente sentiti, non è necessario che io illustri i contenuti del festival di quest'anno, non solo perché sono presenti tutti i relatori previsti, ma perché con ogni mezzo, sia cartaceo che digitale, sono stati diffusi programmi e locandine, e anche perché ampia diffusione, come l'anno scorso, ha avuto il dossier che raccoglie in forma sintetica tutti i contenuti del convegno e dell'intero festival. Quindi passo a dire due parole sul merito, i quesiti aperti lo scorso anno e i temi di quest'anno. Nell'ambito del convegno del quarto festival del 2020, dedicato a contatti e scambi fra la Sardegna e il Mediterraneo orientale nell'età del bronzo, fra il XVIII e l'XI secolo a.C., introducendo il tema della metallurgia della Sardegna e delle sue relazioni con Cipro, avevo chiuso elencando i principali, ma non unici, problemi aperti per i quali si richiedevano risposte archeologiche, antropologico-fisiche e analitiche, alcune delle quali particolarmente scottanti, relativi all'oggetto del baratto, che potesse aver avuto luogo fra la Sardegna e Cipro in cambio del rame cipriota, abbondante e di buona qualità, e anche in cambio dell'accoglienza e ospitalità, a quanto sembra dalle fonti archeologiche, in un regime di accettazione culturale. Mi ero chiesta se l'oggetto del baratto, in cambio del rame e in cambio dell'accoglienza e ospitalità, provenisse dalla Sardegna, argento o piombo, ferro, oppure se provenisse da altrove, stagno, dall'Occidente. Era chiaramente emersa la necessità di allargare il quadro da una parte al mondo miceneo e dall'altra a quello dell'Europa centro-occidentale, senza trascurare sul filo del rame i collegamenti con l'Europa settentrionale, che coinvolgono anche la via dell'Ambra e anche, recentemente approfondita, quella che possiamo ormai definire la via dei materiali vetrosi. Tutto intorno alla Sardegna nuragica. Il nodo centrale è sempre la Sardegna nuragica, che oltre alla ben nota e impressionante quantità di lingotti di rame proveniente ma non prevalentemente ma non esclusivamente oxide, prevalentemente ma non esclusivamente di provenienza cipriota, sta continuando a restituire evidenze considerevoli di stagno, di ambra, di materiali vetrosi di vario genere. Ognuna di queste materie offre non più il dato puntiforme dell'oggetto in sé, ma si amplia a considerazioni di enorme portata, quale l'estensione e ramificazione delle correnti del traffico, il o i vettori, i committenti e l'utilizzo al quale erano destinati i manufatti, il o i luoghi di estrazione e di lavorazione. Ciascuna di queste prospettive non può essere semplicemente enunciata, ma deve trovare la sua collocazione all'interno di una rinnovata concezione della civiltà nuragica, per troppo tempo ritenuta statica e passivamente ricettiva di materiali dall'esterno, e che ora invece non cessa di sorprendere, rivelando apertura e presenza attiva e selettiva in settori economici e tecnici in continua evoluzione. È sempre all'ombra del nuraghe. Chiude questo dossier una breve presentazione del nuraghe a Rubbio di Orroli e chiude il quinto festival, come precedenti, una visita guidata in presenza del nostro bellissimo nuraghe, incontestabilmente il più grande della Sardegna, ormai dai primi anni '80 del secolo scorso in corso di scavo e di ininterrotto studio, che una cosa ci ha insegnato: dalle prime fasi della costruzione all'uso abitativo, dalla funzione di raccolta e redistribuzione delle risorse alla sacralizzazione del monumento,
Il nuraghe, e non solo la Gubbio, è sempre stato il cardine sul quale si è imperniata la civiltà nuragica, che nella continua evoluzione sociale, economica e tecnica e nella grande recettività degli stimoli esterni ha saputo mantenere le proprie tradizioni e valori non nell'immobilismo, ma nel più spiccato dinamismo. Vi ringrazio. Grazie a lei, dottoressa. Quindi c'è una considerazione che mi viene da fare in riferimento alle sue parole. Lei diceva giustamente questi tesori nascosti che bisogna cercare, che però si trovavano all'interno della Sardegna, e sembra un piccolo miracolo che da questi luoghi così interni alla Sardegna poi si riuscissero ad aprire relazioni e incontri col mondo conosciuto. È forse una delle cose più belle che lei ha illustrato in questo momento. Grazie. Ora diamo la parola al primo intervento, che è quello di Gianfranca Salis, attuale responsabile della sezione archeologia della Sovrintendenza di Cagliari Oristano, che ci presenterà il volume degli atti del festival dell'anno scorso, della quarta edizione del Festival internazionale della civiltà nuragica. Dottoressa Salis, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra per il Comune di Orroli per l'invito a questo festival, che è giunto appunto già, dicevate, il quinto festival, vuol dire che è giunto alla quinta edizione. Spesso abbiamo visto in altri frangenti manifestazioni che nascono e poi muoiono anche molto rapidamente, quindi il fatto che invece a Orroli ogni anno con puntualità si organizzi questo evento significa innanzitutto espressione della forte volontà di tutti coloro che partecipano, dell'organizzazione che partecipa a far sì che questa manifestazione continui la sua vita, e anche del comune che evidentemente crede fortemente nella valorizzazione del sito archeologico. Un esempio in cui come dire, la scienza archeologica e la valorizzazione culturale e anche turistica si sposano e continuano ad andare avanti in tanti anni di ricerche. Un altro anno di festival che si apre con la presentazione di un nuovo volume, di una nuova fatica editoriale di Mauro Perra e di Fulvia Lo Schiavo. Anche l'anno scorso il festival si era aperto con la presentazione di un volume. Riuscire ogni anno a presentare, a dare alle stampe un libro non è certamente un qualcosa di semplice. Scrivere, studiare costa fatica, ma molto spesso poi trasporlo nella scrittura e in un'opera editoriale è uno sforzo, è una fatica ancora maggiore. C'è dietro tantissimo lavoro di revisione, di idee che vengono messe a punto. Quindi anche questa come dire, puntualità con cui poi vengono date alle stampe gli atti del festival di anno in anno è sicuramente un punto su cui dobbiamo riflettere, dobbiamo spesso prendere esempio, perché molto spesso invece le edizioni delle ricerche e anche degli atti dei convegni a volte lasciano passare troppo tempo dal momento in cui sono stati presentati. E infatti il volume che appunto raccoglie i contributi dell'Alto Festival, un volume ricchissimo di oltre 200 pagine, tra l'altro anche in lingua inglese, cosa molto importante perché consente di ampliare notevolmente il pubblico dei fruitori di questo volume e delle fatiche dell'archeologia sarda, quindi un volume molto ampio che si ha anche dal punto di vista proprio come dire, delle pagine, anche del materiale, non solo dei contenuti,
e su questo ovviamente non avevamo dubbi, si apre anche ugualmente con la presentazione degli atti dell'anno scorso, che era stata affidata, degli atti dell'anno precedente, che era stata affidata, presentazione che era stata affidata a Massimo Casagrande, che aveva proprio colto l'occasione anche per come dire, puntualizzare alcuni aspetti che sono tipici anche dell'archeologia della Sardegna. Abbiamo detto appunto questa unione tra ricerca scientifica, valorizzazione culturale, ma anche valorizzazione turistica. In Sardegna questo aspetto è molto sentito, cioè molto spesso sono proprio i comuni che anche come dire, sposano le ricerche degli archeologi, anzi molto spesso le sollecitano, chiedono di indagare il territorio, di valorizzare il proprio monumento, quello che spesso viene vissuto anche come un monumento simbolo simbolo del paese, quasi e della comunità che in quel paese vive. Certo, la valorizzazione turistica, cioè se la ricerca a volte è difficile, anche la valorizzazione turistica è molto soprattutto quando si tratta di monumenti archeologici, difficilissima, perché il monumento non va solo scavato, non va solo indagato, va anche manutenuto, va curato, va promosso su canali che sono diversi anche da quelli della ricerca archeologica. Quindi molto spesso è vero, noi consigliamo anche agli amministratori comunali proseguite nella ricerca solo se siete effettivamente convinti, cioè se avete, come nel caso di Orruli, la volontà, la voglia, l'intenzione di proseguire nei decenni successivi, non solo in un anno o 2 anni, e neanche solo il tempo di un'amministrazione, cioè iniziare una ricerca archeologica con finalità ampie significa anche, come dire, lasciare dal punto di vista di un amministratore comunale, significa anche lasciare in eredità alle amministrazioni che vengono dopo la necessità di continuare ad investire in quell'attività, come appunto è successo ad Orroli, dove ormai le ricerche durano durano ormai da decenni. Però è anche vero che quindi molto spesso noi consigliamo di non scavare, di non continuare, come dire, se non si è sicuri di non intraprendere questa attività. Però è anche vero che senza lo scavo, senza i nuovi dati che vengono dallo scavo, la ricerca archeologica non può andare avanti. Oggi soprattutto servono comunque degli interventi nuovi, dei nuovi interventi di scavo che siano tra l'altro effettuati in modo multidisciplinare, avvalendosi non solo delle nuove metodiche che la ricerca, che la scienza archeologica ha messo a punto, ma anche di tutta un'altra serie di scienze ausiliari che ci danno altre informazioni, che ci consentono di leggere in modo diverso i dati di scavo. Tra l'altro, soprattutto per la preistoria e per la protostoria, dove le fonti scritte non ci sono, questo nuovo contributo dato da altre scienze che a volte sono anche molto moderne e sembrano avere pochissimo a che fare con l'archeologia, che invece, come dire, si fruga la terra e si tuffa nei millenni passati, attraverso queste nuove tecnologie nuove informazioni vengono sempre a punto e ci consentono anche a volte di rileggere i vecchi dati e di dargli una nuova visione. Un po' quello che è successo anche al Nuraghe e Rubbio, dove dove si è iniziato molto spesso ad applicare queste nuove metodologie e a dare delle nuove letture come dire, una nuova prospettiva, dare una nuova prospettiva di quella, una nuova lettura di quella che è l'archeologia della Sardegna. Oggi ecco, queste metodologie sono applicate in tanti scavi, in tante ricerche in Sardegna, ed effettivamente il quadro che ne sta venendo fuori, giustamente, come giustamente diceva prima Fulvia, ha completamente anche cambiato il modo di leggere l'immagine della Sardegna, che nel luogo comune
nei luoghi comuni spesso è stata vista come un'isola, come dire, luogo di punto di approdo magari di colonizzatori, di mercanti che si stavano muovendo verso terre più, come dire, più accattivanti e più ricche e che potevano essere più oggetto degli scambi, come un luogo di arrivi ma non un luogo di partenze. Quindi un'immagine che grazie a ricerche appunto che come quelle del Nuraghe Rubbia e anche altri scavi che ormai stanno in Sardegna sono come dire, adottano la stessa filosofia che vediamo a Orroli. Grazie a queste nuove ricerche oggi questo paradigma è capovolto e la Sardegna è effettivamente una terra che sicuramente ha avuto un ruolo è vista oggi come che ha avuto un ruolo nel Mediterraneo, in tutte quelle movimento di uomini, di merci e di idee che si sono mossi nel Mediterraneo e che ha visto altre isole ugualmente protagoniste, tra cui Cipro. Credo che forse questa visione nuova, questa visione della diversa della Sardegna nuragica, che magari per gli specialisti è anche consolidata, ecco, da qualche anno, anche se tante sono ancora le prospettive da aprire, e che tarda ad affermarsi invece in una platea più vasta. Ecco, questa nuova visione della Sardegna emerge pienamente da questo volume, che raccoglie appunto dei contributi della quarta edizione del festival. Nella introduzione, nella introduzione, diciamo, nei primi contributi che fanno parte, quelli che introducono poi a tutte le altre presentazioni, si legge già questa voglia di, come dire, di dare, non solo di dare di evidenziare questa nuova lettura della Sardegna nuragica, ma anche di riprendere alla luce dei nuovi dati che sono stati dei nuovi dati che sono emersi appunto nelle ricerche. Ecco, alla luce di questi nuovi dati, riprendere anche degli aspetti che fanno parte anche della tradizione degli studi e che, come dire, oggi acquisiscono nuove sfumature e possono essere letti in modo diverso. Pensiamo per esempio anche alla problematica degli Sciardana, che viene comunque citata in modo anche coraggioso, vogliamo, nel contributo di Peter Fischer, e poi anche alla nuova lettura che Fulvia Lo Schiavo propone per i bronzi, cioè no? Per i bronzi che rappresentano dei capotribù, cioè non una nuova lettura, diciamo che valorizza, parlando dei bronzetti, valorizza alcuni aspetti che invece erano magari passati sotto silenzio nella vulgata diciamo sulle rappresentazioni di bronzi antropomorfi, dove magari soprattutto si è sempre evidenziato un po' l'aspetto militare del bronzetto, il richiamo alla guerra. Mentre invece effettivamente poi oggi che guardiamo la civiltà nuragica con occhi diversi, dei bronzi ci colpiscono, soprattutto di alcuni bronzi ci colpiscono magari la posizione di solennità, come dire, questo ruolo sociale che i personaggi rappresentati dovevano avere all'interno delle comunità in cui vivevano e che disegnano che danno l'idea di una società complessa e con una società complessa, articolata e non quella insomma dei pastori e degli agricoltori di cui si aveva un'immagine negli anni 60 e forse negli anni 70.
erano sicuramente, ecco, i nuragici non erano chiusi nelle montagne, ma erano invece, avevano col mare quel rapporto naturale che noi ci dobbiamo immaginare in un Mediterraneo così affollato di genti e di popoli, per i quali il trasporto su mare era molto più probabilmente era sicuramente più facile del trasporto su terra. Cioè nell'antichità il mare non rappresentava un elemento come dire, di separazione, ma era invece un elemento connettivo su cui anche i sardi si dovevano muovere. E se prima questa era, come dire, un'idea, un'ipotesi, una prospettiva di lavoro, col tempo ormai è diventata una certezza. E i dati della cultura materiale che vengono, come dire, messi insieme nel volume, alcuni magari già noti, ma altri come dire, non sistematizzati così come in questo opera editoriale, che ha sicuramente che è concepita con una sua filosofia. Ecco, questo aspetto emerge in modo potente e soprattutto in modo chiaro ed evidente, perché si vuole evidenziare come appunto in Sardegna sicuramente arrivarono tante popolazioni, in Sardegna arrivarono i ciprioti, arrivarono i micenei, ma anche le comunità nuragiche si spostavano e andarono, cioè si spostarono e si portavano nelle altre zone commerciali. Quella famosa cultura materiale di cui si cercava come dire, per l'archeologo è la prova principe della presenza e dello spostamento delle comunità da un posto all'altro, ormai è un dato di fatto. I rinvenimenti i rinvenimenti ciprioti, prima di tutto quelli appunto di Pila Kokkinakrenos e oggi quelli importantissimi di Ala Sultanate, che appunto a Cipro oggi attestano che c'era effettivamente che c'era un movimento, cioè che la cultura, ma anche gli oggetti gli oggetti propri della civiltà nuragica, oggetti come la ceramica, insomma, si spostavano. Tra l'altro si muovevano, e non si tratta solo di oggetti commerciali, di oggetti comunque che erano oggetti da trasporto e che quindi, come dire, possono essere ricondotti a un commercio anche, come dire, mediato da altre comunità, ma sono anche come appunto le ciotoline. Le ciotoline di Ala Sultanate, che sono anche oggetti che invece sembrano come dire già ambientati nelle comunità e utilizzati addirittura per luoghi cultuali. Cioè nella sezione appunto su Cipro e la Sardegna, che contiene degli articoli molto, molto chiari, molto come dire, ben anche amalgamati nei concetti che vogliono trasferire di Attanasio Acanta, di Peter Fischer, di Mauro Perra, Giuseppina Graduli, di Vasiliki Casianidou, di George Papasavas, di Emanuele Alberti, di Serena Sabattini. Ecco, in tutta la sezione si costruisce effettivamente, emerge questa nuova visione di interconnessioni mediterranee in cui la Sardegna è pienamente inserita attraverso una rotta che poi la collega ad altre importanti isole del Mediterraneo, alla Sardegna, a Creta e poi a Cipro. E tutti come dire, quelle acquisizioni che provenivano soprattutto dallo studio della metallurgia del rame, che è arrivata, di cui si conosceva comunque di cui si conosceva
cioè che avevano già indotto, ecco, a stabilire una forte componente con l'isola, con Cipro, con l'isola di Cipro. Ecco, tutti questi elementi adesso acquistano una maggiore complessità e pongono poi tutta un'altra serie di domande, perché nel momento in cui le relazioni le relazioni che sono sicuramente che sono relazioni commerciali, sono relazioni di tipo anche culturale, che sono relazioni anche connesse all'acquisizione di pratiche artigianali. Ecco, tutte queste relazioni delineano una complessità che però non danno delle risposte, ma pongono ulteriori domande e ulteriori prospettive di ricerca che gli autori ben evidenziano nei diversi articoli, cioè quali sono queste domande fondamentali. Alcune le citava lo Schiavo, le citava Fulvia Lo Schiavo, quali erano i prodotti che come dire, dovevano essere scambiati con il rame, com'era questo il movimento delle persone che poi si portavano, dovevano aver portato questi oggetti tipicamente nuragici nella lontana Cipro. E la risposta, molte di queste risposte potranno arrivare dalle nuove tecnologie. Si cita il DNA ancora in corso, si citano tutta un'altra serie di studi che attualmente sono in esecuzione, che sicuramente daranno delle, come dire, delle risposte, soddisferanno molte curiosità, e sicuramente, come avviene come dire, nella ricerca archeologica, poi proporranno altre domande. L'altro nucleo importante, oltre come dire, allo studio dei rapporti tra la Sardegna e Cipro, l'altro nucleo importante che viene evidenziato è quello poi sui rapporti con i Micenei, uno studio che ha uno studio che in Sardegna, un filone di studi che in Sardegna ha come dire, una tradizione importante, soprattutto a partire dal nuraghe Antigori, che ha avuto tutta una serie di protagonisti a partire da Maria Ferrarese Cerutti, e poi tanti altri studiosi che hanno continuato su questa linea, che come dire, uniti, che comunque continuano ad essere come dire, corroborati da nuovi rinvenimenti. Anche sul fronte, infatti, della componente micenea, il nuraghe Arrubio ha restituito nuovi frammenti che puntualmente, appunto, Mauro Perra e Lucia Vagnetti portano all'attenzione della comunità scientifica e anche di un pubblico più ampio, come dire, con tutti riversando in questo volume i dati, ma proponendoli in modo tale che possono essere di interesse sia per gli studiosi, ma anche per il pubblico dei non addetti ai lavori. E terzo tema che viene affrontato nel volume, un altro tema spinoso in Sardegna, quello della scrittura. La scrittura, i ciprioti, oltre cioè la scrittura, perché dico un tema spinoso? Perché in Sardegna, come dire, la mancanza, ecco, cioè l'assenza di una scrittura ricondotta sicuramente in modo univoco alla civiltà nuragica dalla comunità scientifica continua a suscitare tanti interrogativi, quasi che se questa civiltà fosse non avesse un suo modo di registrare i dati su forma scritta, non avesse, come dire, la dignità di altre comunità. Fermo restando che, appunto, questo non è, secondo me, non è assolutamente un modo di approcciarsi alla problematica, perché in realtà anche
l'oralità è stata come dire, un modo di espressione da parte di molte popolazioni che hanno costruito comunque culture cioè culture diciamo di grandissimo spessore. Detto questo, comunque rimane sicuramente una problematica affascinante, e anche in questo caso comunque che riporta al collegamento della Sardegna con Cipro, visto che molti segni di scrittura cipriota poi vengono in qualche modo individuati tra la cultura, tra gli oggetti e tra i rinvenimenti che ritroviamo in Sardegna. E quindi, come dire, l'aggiornamento appunto sul corpus della scrittura cipro-minoica che è stato presentato da Massimo Perna, sia anche l'intrigante relazione che quello stesso Perna propone con Zucca e Tocco, sono ugualmente un argomento, diciamo, che abbastanza affascinante e succulento, che si fruisce in fretta, e che comunque aiuta anche a capire come la rilettura, cioè a volte come guardare anche gli oggetti con un occhio diverso poi può portare a trovare degli elementi nuovi e dare luce nuova a oggetti che magari come dire, erano stati troppo velocemente riposti negli scaffali dei magazzini. Cioè la fusaiola litica che viene riesaminata, riletta anche con l'ausilio di tecnologie digitali provenienti da questa tomba di Uras, appunto per gli autori presenta questi segni che gli autori riconducono proprio a scrittura, a un indizio di scrittura, e aprono poi a tutta una serie di problematiche che negli ultimi anni hanno trovato anche altri autori nel impegnarsi nella ricerca di segni che magari venivano ritenuti che in passato erano stati velocemente liquidati come meri segni senza senso, e che invece possono invece ricondurre possono avere un significato e ricondurre anche a relazioni con il resto, relazioni con altre aree dove invece la scrittura aveva una sua, come dire, aveva un suo utilizzo più consolidato. Quindi ecco, come dire, un volume che cioè, riporta ad alcuni dei temi importanti che fanno parte non solo della ricerca scientifica, ma che poi fanno parte un po' anche di tutto quel dibattito che ruota intorno all'archeologia, diciamo, più divulgativa, quella che interessa il grande pubblico. Temi che poi tra l'altro appunto vengono affrontati in modo tale da riportare il dato scientifico e associarlo anche a quella che è la ricostruzione storica, perché proprio l'archeologia deve fare questo, cioè non deve essere semplicemente un mero elenco di dati, ma deve avere oltre a presentare il dato nudo e crudo, deve avere poi un momento interpretativo e poi trasformare questa trasformare questa interpretazione in quello che è un racconto storico e ricostruire la storia. E appunto l'insieme dei contributi di questo volume fanno proprio questo, danno una visione ben precisa di quella che
secondo gli autori è non solo l'archeologia, la civiltà nuragica in una determinata fase della sua storia nell'età del bronzo, ma anche quello che è stato il ruolo, ma tentano anche di dare l'idea di quella che è stato il ruolo della Sardegna in quella determinata fase storica nel resto del Mediterraneo e dei rapporti che ha costruito con le altre comunità, mettendo anche in evidenza tutte le difficoltà che quando si affrontano, quando si tentano opere di questo tipo si incontrano problematiche che però come dire, agganciandosi poi agganciandosi al dato archeologico possono comunque essere costruite in modo convincente e possono essere ulteriormente approfondite. Quindi l'aspetto che sicuramente questo volume ha è quello di aprire ulteriormente alla ricerca scientifica, porre nuovi quesiti e quindi anche, come dire, aprire a nuovi convegni, a proporre a nuovi appuntamenti che in cui queste problematiche potranno essere affrontate. Argomenti appunto che ormai anche nella tradizione degli studi archeologici sono consolidati, come il rame, la vicenda dei lingotti a pelle di bue, nel tempo oggi sono ancora, come dire, attuali e ogni anno col proseguire della ricerca hanno sempre sfumature nuove e nuovi ampliamenti. Da quando appunto dai primi lingotti a pelle di bue trovati negli anni 50 dell'Ottocento a oggi si è fatta tanta strada, ma se ne può fare ancora se ne può fare ancora altra. Quindi forse questo è un po' anche il bello dell'archeologia, che insomma non si può mai mettere il punto alla ricerca, ma si arriva a un determinato stadio e da qui poi si può proseguire per nuovi traguardi. Quindi io auguro agli autori di continuare ancora a raggiungere nuovi traguardi e consiglio a tutti la lettura del libro, ripeto, sia che è veramente pensato, questo lo ripeto perché è molto importante, sia per gli specialisti, ma è leggibile anche per chi magari archeologo non è, ma vuole conoscere la materia. Grazie dottoressa Salis per questa esaustiva relazione. Io mi riallaccio al suo incipit quando voleva sottolineare il fatto che bisognerebbe ringraziare il sindaco di Orroli e l'amministrazione comunale. A questo proposito, se fosse possibile far ripartire un applauso, non ce li abbiamo neanche finti, come dicevamo. Ad ogni modo è virtuale l'applauso all'amministrazione e al sindaco di Orroli. Ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente in quello che ha detto. La prima riguarda il fatto che la Sardegna non è stata nei secoli solo una terra di conquista, non una terra da cui si partiva, ma anche una terra da cui si partiva. E questo è un argomento interessante che dovrebbe fare riflettere anche i non addetti ai lavori. La seconda cosa è il fatto che il mare, quello che oggi ci sembra il grande limite della Sardegna, in realtà per molti secoli non è stato tale, anzi per molti aspetti è stato forse una strada che ha condotto i sardi altrove, laddove noi vediamo dei muri, probabilmente i nostri avi vedevano qualcosa che li portava più facilmente altrove. Ci sarebbe anche un terzo argomento che mi ha incuriosito, che è quello sul DNA, ma forse non è questo il momento e il caso di discuterne. Quindi comunque sia, la ringraziamo per questo intervento. Grazie davvero. A questo punto, seguendo la scaletta, diamo la parola a due relatori che sono Serena Sabatini e Christian Christiansen dell'Università di Göteborg in Svezia, che ci parleranno di un progetto che si chiama L'anello mancante, la Sardegna e il commercio del metallo tra Scandinavia, Europa Atlantica e il Mediterraneo. Buonasera, io non li vedo, ma dovrebbero essere con noi. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, Allora, benvenuta. Prima di cominciare la presentazione volevo semplicemente
ringraziare anche a nome del professor Christensen per la possibilità offertaci di presentare questo nostro progetto in questa sede. E dire che la presentazione però avverrà in inglese, spero che questo non sia un problema. Ora cerco di condividere lo schermo. Dunque, dovrebbe essere qui, sì. Mi confermate che... Sì, sì, perfetto, io la vedo, quindi si vede tranquillamente. Prego. Allora, perfetto. Okay, so as I said, the presentation will be in English and it will be in two parts. I will, in the first place, present more specifically the project, that's the Missing Link project, and then in the second part of the presentation, Christensen will actually have present with a much broader approach to issues of long-distance trade from a comparative perspective. The Missing Link project, l'anello mancante, is start now. There has been some delay due to the COVID pandemic, and the main objective of the project is to investigate and the aim is to better define and understand the role of Sardinia, what we call maritime enterprises, but the Sardinian communities in the international metal trade between Scandinavia, Atlantic Europe, and the Mediterranean in the second half of the second millennium, so during the Bronze Age. And let's see if, yes, this is the project team and an advisory board of the project. More specifically, the aim of the project is to, more in concrete terms, to review all the new archaeological and archaeometallurgical data in order to attempt drawing what we could see maritime exchange routes to and from Sardinia. We also aim at creating fine-tuned pictures of the isotopic and geochemical fields of Sardinia North, and there will be more that will be discussed tomorrow about it, and in particular, I suppose, also by Sofia Staskeli, which is invited to the roundtable about TIN. We also aim at carrying out surveys in Sardinia in order to identify possible traces of ancient mining, which are still not very well known, as we'll see later. And from a theoretical point of view, we would like to discuss issues on the access to maritime's mode of production and metallurgical technology as a mean to control resource exploitation and consumption patterns by the Sardinian communities, neurologic communities. The project stands on some assumptions, and which is that Sardinia is obviously linked to Bronze Age long-distance trade and exchange. And there is several archaeological evidence for this, and those include the numerous oxide ingots of, in particular, the Cypriot origin found on the island, although maybe not all of them, this we can discuss tomorrow. The presence of Sardinian pottery outside the island, and a growing number of lead isotopes and trace element analysis of bronze artifacts from Europe, which suggests that they could have been done with copper or lead, in some cases, from Sardinia. As to the distribution, as to the first set of data, the distribution of copper oxide ingots, we have been recently the map of the oxide ingots and what we call also the oxide like ingots has been growing, and it's now including vast areas of Europe, although as you can see from the black dots, not full, but we have images, possible images of oxide carved in the rock art from Sweden, and then we have elements that recall very closely the oxide ingot and real oxide ingot in Central Eastern Europe as well. But of course, what you can see from the map is that
Sardinia, differently from any other of those areas, show an incredible concentration of oxide ingots. In particular, most of them is fragments, but it's, as you can see from this distribution map, it's quite impressive. Nowhere else you can see that, and that means, it must mean that there was particular involvement of Sardinia in the trade or exchange of copper and in particular those objects. The other set of evidence that suggests that links Sardinia to long distance exchange trade is ceramics, pottery, Sardinian pottery that is found outside the island. And we have evidence from Cannatello. We have in Sicily from the Aeolian Islands. We have it from Commos on Crete, and then the last one from Alassos and Kokkinopoulos on Cyprus. In a paper this week, it's also the EIA going on. In the paper just given at the EIA about Cannatello, it was shown that the nuragic ceramics of Cannatello is actually seems to be made locally in Sicily. So it strongly suggests that actually you have people of Sardinian origin that might live there and make their own pottery. This distribution suggests also, we have recently written with Fulvio Lo Schiavo as well, the existence of sea routes that connect Sardinia and the Eastern Mediterranean, and we will work more on this during the project. The third set of evidence is the metal artifacts, and in particular those from Northern Europe. And we don't want to say that Northern Europe is particularly interested in Sardinian copper. It probably depends on the fact that in Northern Europe, in Sweden and in Scandinavia, there has been recently a big effort to find the provenance of metal. So we have a lot more data than from other regions. But in any case, there is clear evidence of bronze artifacts made, likely made with copper, which was mined in Sardinia. Of course, there is some question marks because, as you can see here, I'm not going to read the whole list, but some of them, some of the results that have been obtained, in particular by Johan Ling and his team, suggest that there is overlap between a number of ores, and that's why in our project we would like to work intensively with the fine-tuning of the isotopic and geochemical traces of the Sardinian ores to be able to solve the question marks that this analysis raised. Sofia Stoss-Gale, which is part of our project, has provided these diagrams that I'm showing now. And as you can see, at the moment, there is already at least 400 lead isotope data from Sardinian ores, which define quite well a number of places all over the island. There is less geochemical investigation, and this is probably something that we will be able to cover with the project. There is also quite a number of published lead isotope analysis on artifacts, ingots of various types, and they show clearly that there is a number of them which matches the Sardinian ores, and then they were probably made locally. This third graph, Sofia has been putting together those ores from Sardinia, the Italian Alps, and Spain, which are considered problematic because they overlap with each other. But as you can see here, there is room for discussing, because although they fall very close, there is some differences, and we hope that with more analysis in the future, we will be able to discriminate between them with larger precision. Here again, another picture of those, and then one last one in which Sofia again agreed to plot together the lead isotope data from Sardinian and from the Israeli and Jordan copper ores, which have become more and more visible in the archaeological record and the provenance studies from the Mediterranean, and which I think in the future we will have to deal with more. And I'm sure probably tomorrow there will be discussion about those. And as you can see here,
they also overlap to quite a certain extent. So there is a lot more to do and a lot more to think about when you look at provenance studies. To sum up, we will say the main questions that this project would like to face, I don't say solve, but understand better is whether there was mining activity in Nuragic Sardinian and to how intense that might have been. If there was if metal was traded by these Nuragic enterprises, because at the moment we see the distribution of copper, we imagine trade routes, but we're not. We need to understand better what was the trade about, and we see from the map as well I showed before that there is a special and specific relation between Sardinia and Cyprus. So what was that about? And now determinant was the role of tin in the whole picture. As to mining, there is, from a geological point of view, we all know that Sardinia is very rich in metals, but at the moment there is no certain, it hasn't been possible to document evidence of Bronze Age mining yet. So we hope that our field work will be able to find evidence for that. The indications of long distance exchange and the case of the relation between Sardinia and Cyprus have been discussed in the last 20-30 years by Fulvio Lo Schiavo in several occasions, and it's going to be a central point that we will keep in mind in our study. And as the three main things that connect the islands are the copper oxide ingots, the metallurgical technology tools, and sophisticated bronze object tests. But there is probably more. And the Sardinian import in Cyprus, at the moment we know about ceramics, but it's rather their context probably, or maybe the people which was equipped with this ware that is part of this exchange. We suppose that lead and Sardinian lead and silver might have been something that was looked for on Cyprus, but is there more? And which one is the role of tin? My last slide is about the problem of tin that is going to be discussed tomorrow in the round table. Really looking forward to participate and to hear what people have to say. There has been several new studies recently published about tin in your Western Eurasia, and we know that there is some tin in Sardinian, but it looks very much that it couldn't be used efficiently during the Nuragic period. But on the other hand, as it has been said several times, there is a lot of use of tin in Nuragic Sardinian, so there was anyway access to it. And as Sardinia lies very strategically from a geographical point of view in between areas that produce tin, we believe very much that this might have been a key point for the emergence of this long trade distance. And with this word, I leave the floor to Christian Christiansen, who is gonna talk about the bigger picture. Thank you, Serena. And what I will do now is simply to present the organization of trade and to suggest that Bronze Age trade was really highly organized, that it could carry substantial volumes of metal over very long distances. And I will start by looking into some historical evidence, please. Yes. But so what I will look into here is, we need to understand that the Bronze Age is the first global age of globalization. So really all communities were connected from Scandinavia to the Mediterranean, from Ireland to China. We also need to understand population numbers in order to understand consumption and how much was traded. And then landscape change and infrastructure, which is important to understand how people could move and how you could organize caravans. And then volumes of trade, which I will look into, and then the economy
of the Bronze Age. Okay. Next. So this is Helle Vankiele's map of the Bronze Age global economy from 2000 BC, which was basically covering Eurasia. But how did it operate locally and regionally? Next. We know a lot about how it operated from the archives of the Bronze Age merchants in old Assyrian merchants in Cannes in Anatolia. And they were part, from that we can reconstruct an extensive, highly sophisticated trade system. And we can from that deduce that most of the Near East and Western Asia was organized in similar ways, as you see to the right. Next. And from Cannes, we know, we have figures here, what was imported within a 30-year period: 110 tons of tin, 4 tons per year, 40 tons of bronze implements per year. It arrived from Central Asia, 150,000 fine textiles, internal copper trade. Just one operation was 24 tons. Exchange for wool and wool to silver. And every household in Cannes would have kitchenware in the order of 50 kilos. And with a population of 20,000, well, 50 tons of bronze at any given time in a single city-state. Next. So the trade was carried out by donkey caravans, 500 donkeys per caravan, and a whole system, an infrastructure, was in operation, inns to feed animals and humans along the 1100 kilometer route where they moved regularly. And there were guards and guard posts for protection. So, you know, that system really transformed all the societies involved. There was a postal system carrying letters. There was a banking system with loans, contracts, etc. So people knew about faraway places, and there were alliances between city-states connecting them in such trade systems of more than 1,000 kilometers. This was the normal thing after 2000 BC. Next. So how much can we learn from that? Well, I mean, there is a big change after 745 in international trade from east to west, and that's when the Mediterranean really comes into the picture. And also that's when temperate Europe really enters the Bronze Age. It's a collapse of the Dillman trade, and therefore you had to look west for new copper ores, new tin ores. That's when Crete enters the picture and have an important role. And that's when you start to explore the West Mediterranean via Sicily and so on. Next. And that's really when Europe enters the Bronze Age in a complex system where every region had something to offer that others needed. So a new commercial system of trade was established after 1500 BC. And with a population of 13 million people, really Europe was densely populated and had a huge need of metal and textiles. Next. And we have also evidence of this trade, especially when we have balance weights. We start with ingots, which represent a weight standard. Then balance weights are introduced after 1400, and now you can start to break metal up in smaller pieces and weight them, as has been demonstrated by Lawrence Rahmstorf and his team.
Next. Salt was mined and exported on an industrial basis here from Hallstatt, and they also produce salt and smoked bacon on an industrial scale. So you could carry food along and have nutrition on your sea journeys. Next. And we have, of course, from the Terra Mare culture, a highly organized settlement system after 1500 BC. Next. So who were they, the travelers, and their institutions? They were warriors, traders, maybe they were sometimes one the same person, and they were there for protection, but also could raid. They were using caravans at land, at sea, and they were organized in trade partnerships and guest friendships and confederations that would secure, much like in Anatolia, not as big in scale, but the same principle. So you had security, you had food, and so on along the way, and distances for that up to 500 kilometers. Next. So we have higher populations figures in the Near East, or at least higher concentrations of populations, and we have full use of bronze tools in farming. So there we are talking about thousands of tons annually that had to be traded. This is a modern economy, basically, like we know it in Europe after 1600, 1500. But Europe was integrated as a supplier of high-value goods, amber, tin, silver, and warriors, and perhaps slaves. So all communities were depending on bronze. But European consumption was lower than the Near East. But it was still a commodity-based metal trade and highly organized caravans. Hundreds of tons of copper annually. Next. So we're talking about a pre-modern economy of commodity trade from the Middle Bronze Age onwards. And later developments are rather changes in scale than changes in organization. The main difference between the Viking world and the Bronze Age world was the geographical scale of colonization. It's basically the same level of organization. Next. So, with that as my closing perspective, little change has actually taken place since the Middle Bronze Age in Europe. I would suggest that as something for discussion. Thank you for your attention. Grazie mille a voi. Anche qui scattano gli applausi, anche se sono virtuali. Grazie di questa illustrazione che dimostra ancora una volta come la Sardegna fosse una terra in qualche modo di import-export, la potremmo definire oggi, una terra ricca di scambi, e anche che occupasse una posizione strategica all'interno del Mediterraneo e del mondo conosciuto. Ora abbiamo la dottoressa Giovanna Pietra, che è funzionario responsabile della sezione editoria della Sovrintendenza di Cagliari-Oristano, che presenterà gli atti dei volumi delle precedenti edizioni. Diciamo, ci farà una sintesi di quelle che sono state le precedenti edizioni di questa manifestazione del Comune di Orroli. Quindi non so se sia già presente, perché io non la vedo, la dottoressa Giovanna Pietra. Sei qui con noi? Mi sentite? Ah, eccola, ora la vedo, sì, buonasera. Buonasera, anch'io ringrazio Fulvia Lo Schiavo, Mauro Perra e il Comune di Orroli per avermi invitato al festival di quest'anno a presentare non tanto le edizioni 1, 2, 3 del festival come da locandina e come da presentazione, compito che sarebbe oltremodo superiore alle mie possibilità in quanto archeologa che si occupa di tutt'altra epoca storica, quanto piuttosto alla sede
che è stata scelta in condivisione appunto con Fulvia Lo Schiavo e con Mauro Perra per l'edizione degli atti di quei festival, cioè i quaderni della Soprintendenza di Cagliari che io coordino come responsabile della redazione. Nel 2013 la rivista, voluta da Ferruccio Barrecca ed edita dal 1986, si è rigenerata in veste digitale mediante una piattaforma open source ad accesso libero, OJS, Open Journal System, che è stata sviluppata specificatamente per favorire e incrementare l'accesso alla ricerca scientifica. E oggi è uno dei più diffusi sistemi per la pubblicazione online di periodici scientifici utilizzati anche da molte università e centri di ricerca anche italiani. La piattaforma consente di gestire in modo abbastanza semplice sostanzialmente e intuitivo tutti gli aspetti della redazione e della pubblicazione di una rivista, di un periodico scientifico e garantisce un'alta visibilità attraverso degli standard codificati a livello internazionale. La scelta allora fu fatta per superare alcune delle maggiori criticità della rivista, che peraltro riguardano in generale le pubblicazioni scientifiche di settore, soprattutto diciamo a livello di quelle che hanno anche una valenza molto specificatamente regionale. La cronica, mancanza di risorse per la stampa e soprattutto per la distribuzione, cui consegue una limitata diffusione dei contenuti scientifici di quelle pubblicazioni, che quelle pubblicazioni si prefiggono di mettere a disposizione della comunità scientifica per il progredire della conoscenza sull'antichità. Non meno importante, il formato digitale ha maggiore agio nel stare al passo con le esigenze di chiarezza e di definizione degli apparati documentali dei contributi scientifici archeologici. Mi riferisco soprattutto alle immagini, ai rilievi, agli esiti delle analisi archeometriche, di tutte le altre analisi scientifiche, i cui esiti talora sono imbarazzanti rispetto alle attuali aspettative delle edizioni cartacee. Edizioni cartacee che peraltro hanno dei costi che sono sempre più insostenibili anche per le biblioteche di settore, per le biblioteche specialistiche, che non possono più permettersi nemmeno di acquistarli, il che significa che la diffusione, la disponibilità dei progressi, dei processi di studio e della scienza ha dei limiti sempre più grandi. Per passare dalla teoria alla pratica, la soprintendenza si è costruita una redazione tutta interna, a costo zero, con personale interno appunto della soprintendenza che se mi permettete vorrei citare perché sono i pilastri di questa iniziativa, cioè Stefania Dore, Sebastiana Mele, Giovanna Merella, Anna Piga, coordinati da me e dal direttore Alessandro Usai. Questa redazione si occupa di tutto l'intero processo, dalla raccolta dei contributi, dall'impaginazione dei contributi, dai rapporti con gli archeologi, correzione di bozze, eccetera, fino alla pubblicazione. Senza spese vive, cioè senza costi ulteriori rispetto al costo del lavoro già pagato dei dipendenti, dal 2013 siamo riusciti a rispettare la cadenza annuale delle pubblicazioni, mantenendo così l'accreditamento come ricerca scientifica. Con il numero 31 del 2020, pubblicato lo scorso 9 luglio, anche se un po' in ritardo, comunque siamo riusciti a mantenere anche quest'anno la cadenza annuale. La rivista sposa la politica dell'accesso aperto ai suoi contenuti, non prevede costi per la submission. Secondo i principi di un accesso libero alla conoscenza e alla massima diffusione della ricerca, che sono condivisibili in generale e che mi sembrano propri del compito istituzionale di una soprintendenza, cioè quella di mettere a disposizione di tutti i risultati del proprio lavoro. Nel contempo però è anche necessario garantire, e non sembra oggi secondario in una specie di Far West della pubblicazione online, la serietà scientifica dei contributi, mediante un processo di revisione che coinvolge sia il comitato scientifico della rivista, sia
studiosi che vengono scelti di volta in volta a seconda diciamo, del contesto storico, cronologico e tematico dei contributi che ci vengono sottoposti. Particolare riguardo viene riservato ai giovani, cioè a gli archeologi in erba, a quelli che con più difficoltà trovano uno spazio editoriale per le loro ricerche anche quando sono interessanti e degne di attenzione. A volte noi non li aiutiamo, li supportiamo con un'attività di tutoraggio in quello che è il primo approccio all'edizione scientifica dei loro lavori di ricerca, che nessuno loro insegna come strutturare un contributo di tipo scientifico. Da tempo assaporavamo il desiderio di ripristinare anche un'altra iniziativa lodevole dei quaderni della soprintendenza, cioè i supplementi, cioè volumi dedicati a approfondimenti su specifici temi, scavi, monumenti e contesti. Ricordo ad esempio lo scavo di Via Brenta a Cagliari o il nuraghe Losa di Abbasanta, 2 volumi monografici dedicati appunto a questi importanti interventi di scavo e di ricerca. È stato perciò con piacere, con grande, anche con un pizzico di orgoglio che abbiamo condiviso con Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra il progetto di dedicare un volume alle prime edizioni del Festival della Civiltà Nuragica di Orroli, i quali volumi hanno affrontato dei temi importanti con un respiro internazionale e multidisciplinare come oggi ci si aspetta dalla disciplina archeologica, nella ricostruzione dei processi storici della Sardegna tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Il pane, il vino e gli altri cibi al tempo dei nuraghi nel 2017, la capanna e il villaggio, abitare nel Mediterraneo occidentale nell'età del bronzo nel 2018, economia e società dell'età dei nuraghi nel 2019. Io ripeto, non sono titolata ad affrontare nello specifico i temi che comunque nella lettura mi sono sembrati di grande stimolo e interesse per il futuro e con grandi appunto spunti per riflessioni e suggestioni sulla Sardegna nel Mediterraneo tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Vorrei soltanto dire, per concludere brevemente la mia incursione in questo festival, che la lavorazione del volume procede con tempi incerti dettati dai tempi dagli impegni di tutela dell'ufficio cui sono dedicate le persone che ho nominato prima e che non sono esclusivamente dedite alla redazione editoriale, alla parte editoriale della nostra soprintendenza, ma anche a molto altro. Speriamo però di poterli pubblicare entro la fine dell'anno, al massimo all'inizio dell'anno prossimo. E ci auguriamo anche che i quaderni possano, con questo volume, possano dare un contributo, per quanto modesto nella loro piccola realtà, contribuire a rendere più diffusamente disponibili i risultati della ricerca archeologica in Sardegna che sono stati presentati nei festival di Orroli 1, 2, 3, che sono importanti e che è importante che siano appunto il più ampiamente possibile diffusi. E ci auguriamo anche che la collaborazione con il festival possa continuare in futuro. In questo senso ci rendiamo disponibili a ospitare appunto con tutte le nostre limitazioni a favore della conoscenza della storia dell'isola nel Mediterraneo, nel mondo, che credo essere il comune obiettivo di tutti noi. Grazie. Grazie molto a lei, dottoressa Pietra. Ci tengo a precisare che i contributi non sono mai modesti, forse sono di nicchia, ma non sono mai modesti, quindi questo ci tenevo a precisarlo. Un'altra cosa che vorrei sottolineare prima di passare la parola alla prossima relatrice è il fatto che notavo che nel convegno durante gli incontri di oggi ci saranno ben 6 donne e solo 2 uomini. Anche questo è un fatto da sottolineare, mi sembra una cosa importante. In genere quasi sempre avviene il contrario. Oggi con grande stupore, con grande piacere, naturalmente voglio sottolineare questo fatto.
Allora diamo la parola a questo punto a Constance von Ruden, che è professore ordinario di archeologia all'Università di Bochum. Lei ci parlerà dello scavo di Gruttiacqua e il suo entroterra sull'isola di Sant'Antioco, approfondimenti preliminari sull'esplorazione di un paesaggio marittimo nella Sardegna sud-occidentale. Constance von Ruden, buonasera e benvenuta. Welcome to Sardinia. Thank you. First of all, is everybody hearing me? It's okay? You hear me? Yes, okay, perfect. First of all, I want to thank the organizers for giving us the possibility to present the project here. And secondly, of course, I want to apologize for not giving the paper in Italian, as I guess my pronunciation wording is still not good enough to present in Italian. As you can see from the title, I will present today the still very preliminary results of our project, starting from the initial ideas we had at the very beginning. And of course, needless to say, we would be, of course, very happy for any ideas, advices, which will certainly improve our undertaking. So hence, I'm gonna start with the initial ideas we had and the concepts, followed by a very short summary of the research before we started to work. Then I will briefly touch the theoretical background before we come to the current state of research regarding prospection, pedestrian survey, and excavation. And finally, some perspectives we have in mind. And because it's also the topic of the conference, of the General Conference, I will start from that point. And of course, for all of you, it's not a secret that Sardinia was part of a wider Mediterranean seaborne web during the Nuragic period. And this is reflected, as you all know, from discovery of Messinian and Cypriot pottery, influences in the metallurgy, and a steadily increasing number of Nuragic finds in the Eastern Mediterranean. However, the way the inhabitants were indeed involved in such a kind of exchange is much more difficult to grasp. And it remains open to question whether they were more actively shaping these networks, or if so, or rather more passive consumers, as often proposed by some literature, especially if we focus on Mycenaean and Cypriot agents. But yeah, but how can we approach this question? And our aim was therefore to dedicate our research to the daily activities of the inhabitants of an assumably maritime microregion, namely Sant'Antioco, by a landscape archaeological approach. So our focus are the daily practices and routines. They should be reconstructed on base of settlement remains, tombs, as well as the patterns and infrastructure in the landscapes, as for instance, the places, paths, harbors, any kind of landmarks. So why particularly Sant'Antioco? First of all, it's the high density of monumental sites, especially here in the south of the island and the Cannae Basin, which speaks for a certain importance during the period. And a possible reason for this role might be the maritime character of the island, with its series of natural harbors, as it has been already proposed by Piero Bartoloni. Moreover, this maritime character might have been already played a role since the Neolithic period, and this is supported by the obsidian and, more important, jasper distribution in the northern coastal area here, as presented and discussed by Lullier and Vacca, and which probably reflects a seaborne network virulent already since the Neolithic. And finally, of course, it is well known that Sant'Antioco city was a maritime nexus, at least in the Phoenician period, and that the Phoenicians have chosen this place because of its two favorable harbors. Such a sea orientation is also indicated by a first glance at the Nuragic sites. The choice of some places are obviously related to the sea, and as what you can see here in the northern part, it's the Nurago von Sant'Antioco city. It's located on the ridge above the later city, and here you can see the impressive view of the harbor or the whole bay. And
here below the viewshed analysis done by Tim Klingenbeard, where you can see, you can even see to the other coast, and you can control almost everything. So what was the state Sorry, of research? Mrs. Constance, sorry. Can I ask you to put a window on full screen, please? What again? Sorry, what should I do? A window? No, I can. Yeah, full screen. Full screen, all right. Better? Yeah. Okay. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Could you follow the presentation, or shall I? Yeah, we can see it. Okay. Yeah. Thank you. So what we had this kind of, just a second. Now I can't see anything. Okay, just a second. That's strange. All right. Give me a second. Now, is it possible? You see everything? All right. Okay. Now, I start from the point that, okay, already the Nurago and Antioco has a perfect view over the harbor. So what has happened in before or at the moment, or what was the state of research as we started the project in 2017? In 2017, it was rather difficult because we had almost nothing. No other research was really done for the last years for the hinterland, while of course San Antico Cities itself was intensively researched by our Italian colleagues, by Bartoloni and of course Bernardini, and there was a really vivid scientific life, but to get information from the hinterland was rather difficult. There was a Tesi di Laurea from the 1960s by Orombi, which collected some of the sites, 27 sites of the Nuragic period. And this was finally completed or complemented, let's say, not completed, by two censi done by the two municipalities, by Caserta and Antioco, which listed about 50 sites on the island of Sant'Antioco. And most of the sites they listed were indeed located around the Canai Plain here in the southern part, and of course with perfect views on the agricultural land, as it is so often the case for the Nuragic period. Nonetheless, this was rather surprising that so few things have been done for the hinterland, because as you can here see with the Nurago Locus, this was an aerial photograph by Bao Song, that it's quite monumental, and you can see it from always every street, and this is really impressive. If you visit us, you kind of see it. So theoretical background is just in brief, we want to do a landscape archaeological approach, and we want to follow with our ideas, not what we usually do while focusing on general maps and what we can see on these maps at the same time. We want to rather follow what is described by Tim Ingold as a landscape. A landscape is not the totally that you or anyone else can look at, but rather the world in which we stand in taking up a point of view on our surroundings. So we want to see how the landscapes are perceived, how they are experienced in these daily practices, which means we have to do a rather holistic approach and collect all the different data. We follow, on the one hand, Tim Ingold's concept of tasks, which is quite similar to concepts of new praxis theory, which has been described by Schatzky and other people. So a task is what we do daily, what we do to a certain degree unconsciously, like our daily tasks for pastoralism, for fishing. And we want to reconstruct all these tasks to understand the skill behind and the knowledges behind this task, and then to bring all these ideas, different tasks together in a landscape archaeological approach. This is the idea behind.
So now I will come further to the presentation of the project. As you can see here again, what we did. And first of all, we want to thank all the collaborators and people who are always helping us. And first of all, it's our main collaborator, Il Calderone. It's a cultural association. We started to work at the very beginning from Sant'Antioco itself. We, of course, want to thank all the people in the Soprintendenza, the local branch of the Soprintendenza at Cagliari, for supporting our undertaking. And of course, the university and the Fondazione di Sardegna gave us some money to initiate the project, and the Fritz Stiftung. Without them, it won't be possible to work for some years now in the sites. So what have we done since 2017? So one of the first things we tried to do was to get some remote, to undertake some remote sensing for getting an overview of the whole area and to integrate what we have in GIS documentation. So first, our colleague from the university took some aerial photographs to document where the sites are and to have some first impressions. And in October 2018, we conducted an airborne laser scanning of almost the whole island, as you can see, except the quite urban areas of Sant'Antioco city itself and Calasetta. This allows us, first of all, to have a landscape model, and secondly, it enables us to take some algorithm. Please don't ask me how it works, but to get rid of some of the Macchia Mediterranea, which covers almost the whole hinterland. So this we've done together with our partners in Vienna, and this allows us now to conduct prospection and survey in a completely other way than we have done before. So one part of the process, especially in 2018 and 19, was prospection and survey. So the prospection was based on the data gained by LiDAR and aerial photography. And of course, now we searched for the single sites. We tried to document that with a drone and to take some orthophotos and calculate some orthophotos. But of course, also with drawings, with descriptions of the different building phase as far as it possible. And you all know Macchia Mediterranea is not a single task in the field. This we have done with some of the big, rather good amount of nuraghe, but also with giant tombs, as for instance here the giant tomb de Sucubo, which was excavated by Santoni to a certain degree after tomb raiders have, let's say, explored it with some dynamite. So what we did is, of course, we document some of the architecture. We did the traditional kind of drawings, but also here 3D model as well as photographs as we used to do it. What is here the part of Tim Klingenberg's PhD is from each site we are at the moment trying to develop sensual analysis, and first of all sensual of your viewshed, what is pretty well known at the moment. So we want to understand what you can see from the different nuraghe, and this we have done by computer calculations, but as well by the experience on the site. So usually you can see Tim Klingenberg walking around in Sant'Antioco in the Macchia and trying to get an idea what you can see. And on the other hand, what he also does is acoustic analysis, but what you can here see is the viewshed analysis of several sites around the Cannae plain. And of course, as usual, what you mostly see is the inner part, the agricultural land, which is seen by almost all the places and covered by most of the stages. So this gives already some hints that we are probably not living, we are not talking about an area which is controlled by enemies sitting each person on his tower, but as a collaborative system of dwelling in this area. What he also has done is other sensual analysis. So I want to come now back to
a place which is called Maladrogia, is the Nuraga of Maladrogia. And beyond the site of St. Antiqua city, here we have a place where we assume that a harbor might have been located. We want to do in future some geomorphological analysis, but it's interesting if you see this map from 1804, I guess, you can see just in front of the site from Maladrogia and Anchorage. So this gives already a hint that this side of the complex, Nurage, is situated above a bay, which might have been used for the incomers from the east or from these places. So Tim, what he has done is also to do, of course, a viewshed analysis from this Nurage, and you can see it's oriented towards the sea, towards controlling parts of the coast. And below it's the acoustic analysis, which is also directed towards, you see, and if you stand on the Nurage, it's not too much wind, you can see, really listen the noise from fishermen outside on the bay. So this is one part of the prospection. And what we also did, especially 2018, but also later, is pedestrian survey. And this is what we could do in the agricultural land in the central plain, because just in the hinterland, it's because of vegetation, it's simply not possible. So what we were able to localize already is about 10 sites, or 10, not 10 sites, 10 densities. Most of them are, of course, from later periods as expected, like from the Punic to Roman period, because these are the people who dwelled in the plain. Some of the Nuragic material comes from erosion, from, like, especially here below Nurage Sapruna, we have some material which eroded downwards to the plain. And here another site which has Ozieri material. There was already a trench by Santoni some years, I think in the 80s. And he also found some Neolithic, late Neolithic figurines. But we have, it's not yet published, but I hope it will be soon. Yeah, here you can see some of the material, the Roman and late material, and here a wonderful axe from Ozieri, from the Ozieri, sub-Ozieri. Let's see what it is in the end. So, and finally, we did, of course, also some excavations, and we have chosen a site which gives us hopefully some information about the initial period of the Nuragic time. And we have chosen the Nurage of the Proto-Nurage from Nuragua. You can see it here at the lower southwestern part of the plain. Here you can see part of the southern part of the Nurage with the typical, like, retaining walls, and this is what you see here on top of the hill. We did in 2017, we cleared the whole hill from vegetation and started to document what we can see above, on the ground, what kind of architecture, what we can see as, what we can find as pottery or anything else. And what you see here, the Nurage is here, the southern part, but it probably extends towards the northern part. And then the whole hill goes down a little bit. And what you can see here are some huts, which are probably historical times or more recent. As you can here see, we have done some drawings of the huts and some aerial photography. It's in the central part. Probably it's around 1900. That's an idea because the pottery on the surface is either Nuragic or around, dated, these kind of vessels dated around 1900. But recently we identified some Maiolica, but tiny bits and pieces. So we yet do not know what they did in the late medieval time on the site. In 2019, we start to excavate in the northern part, and as usual, it was possible because the owner, Christina Baschu, allowed us to excavate here, and we started our work mainly in the southern part in 2019.
And so this here is trench 2 in this area after we cleaned the surface from humus, and what appeared or what shined up was a huge debris of stones together with a lot of asparagi and other things. And we started to do some trial trenches to understand better what might happen or what we might find. And here you can see the northern part cutted, and what we found was a slightly curved wall. I come back to that later, and a huge debris on top of it. The good thing is that we figured out that the debris was already full of nuragic pottery, mainly late Bronze Age and final Bronze Age. So we hoped that the layers below are going to be undisturbed. Then the second trench we opened was here in the southern part. And at the very beginning, what appeared was 2 walls slightly curved towards each other. So we assumed that we have indeed the entrance of a building. But what we did at the very beginning, just to understand where we are, we did a very small trial trench here in the southern part. And yeah, what came to light was stone tools, different stone tools, textile tools. And so we stopped here and try to get a good strategy for excavating possibly a building. So what was already indicating that we have a building was that in the end of this area, this was figured out by Yvonne Schmid, we have some huge boulders which were probably integrated in this building. And indeed, the year after, we were able to excavate a naviform building. Here you can see the drawing, and a later stage of research. At the moment, let's just give me a second. Here, and what was so lucky, or we were so lucky, because what we have here is a layer of the debris which covered almost the whole building. So we can assume that we have a stratigraphy below this. During 2020, we concentrate on this building and we tried to excavate it with a very good sample strategy and micromorphology, which is not analyzed yet. But what appeared slowly, that we have a nice stone settings here in the niche. Of course, here appears already the bedrock, so it's integrated in the bedrock. We probably have a setting here, or we assume to have a stone setting here, and of course some pits in between dug from above. And what also appeared in the very end of the excavation, that we have also an annex in this area. So now we've excavated 1.5 weeks this year, so we are currently excavating. And so indeed, what happened is this stone setting really appeared. We have, beyond this bench, we have another bench with a second layer of stones. So we hope really to have a floor in this area. And another installation is in this area. We don't know yet what it might be. It could be a herd, it's more circular. And also we started to proceed in the western part. And this was at the beginning a slightly curved wall, and now it extends towards the bedrock here on this side again. So together, it's interesting to see that here the bedrock was carved out. So we assume to have a circular building there. So we have, of course, the hope that we have 2 layers, apart from the architecture, maybe a late Bronze Age and a middle Bronze Age because of the shape of the architecture. Unluckily, I can't tell you a lot of things about the pottery right now because we are still in evaluation, but we can say on top of this installation, we found this middle Bronze Age pottery decorated, and of course now coming to the lowest layer, we hope very much to find more of these. So of course, we started to work with the pottery, and mainly Marie Usadel, she is the person who's in charge of it. She started with the material already. At the very beginning, she did some first petrography on the material. And last year, she extended her knowledge by doing
raw material survey to figure out where possibly the material came from. And you see here the different samples she had on. Also, we did some first experiments, how the affordances of this clay might be usable, and is it really possible to do some pottery with this material, and is it indeed similar to what we have? Yeah, perspectives. What were you planning in the future? And we don't know if it's yet possible, but of course, the pottery studies will proceed. The analysis of the stone tools and their use, which is still, it just went the first time in the archive to do that. Animal bones, we have none yet. One tooth, but not really a mass. Micromorphology, we took the samples, but they are not analyzed yet. Archaeobotany is done by Nicole Böhnke, and she gave us some first hints that on the floor of the Middle Bronze Age building, we have indeed some wooden remains. And we want to do some geomorphology at the Bay of Maladrogia. And if it's possible, pollen analyze if they get permission. So I think there are many things more to investigate, but so this is first for the moment what we have, and I want to thank you for the attention. So wait a second. Brava Constance. It's closed. Sorry, I'm finished. Eccoci, grazie davvero professoressa von Kluden per questa presentazione, per questo documento così preciso e così puntuale, così curato, che ci ha permesso di ricostruire anche visivamente un'area che noi conosciamo, ma ci ha sicuramente permesso di rivederla con altri occhi. Grazie davvero. E anche per il fatto che comunque pronuncia benissimo Maladrogia, che è un termine sardo che molto spesso viene sbagliato. Detto questo, io passerei la parola adesso a tre relatori che ci illustreranno gli scavi del santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri. Le persone che parleranno, appunto i relatori, sono Gianfranca Salis, che abbiamo già conosciuto prima, Chiara Pilo, che è un funzionario archeologo della Soprintendenza di Cagliari e di Oristano, e Federico Porcedda, che è l'assessore del Comune di Serri, nonché archeologo. Direi di dare la parola subito a, vediamo un po', chi c'è già pronto per parlare. Non lo so, Federico Porcedda è pronto? Sì, ci siamo. Buonasera, allora benvenuto, salve. Buonasera. Grazie mille. Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, al Comune di Orroli, al dottor Perra e alla dottoressa Lo Schiavo, che hanno la direzione scientifica del festival. L'argomento è il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, e presenteremo con le direttrici dello scavo i primi interventi di scavo effettuati in questi ultimi 2 anni dalla Soprintendenza di Cagliari. Una breve introduzione sul contesto. Ci troviamo nel comune di Serri, in particolar modo il santuario di Santa Vittoria, ubicato nell'omonima Giara a circa 650 metri. Il sito di Santa Vittoria in particolar modo si trova nell'area occidentale della Giara, in un punto con un larghissimo dominio visivo verso la Trecenta e verso la Marmilla. Il sito di Santa Vittoria di Serri è ben noto in letteratura e presenta varie tipologie di strutture. È un sito pluristratificato, abbiamo le prime tracce dalla prima età del bronzo fino poi all'età moderna, dove è ben visibile la chiesa dedicata a Santa Vittoria. Le strutture di età nuragica hanno varie destinazioni, da quelle templari, come il Tempio a Pozzo stesso, a funzioni un po' più civili, come il recinto delle feste, o a funzione politico-amministrativa, come può essere ben vista e conosciuta la capanna delle riunioni. Nei primi anni del Novecento si susseguono numerose campagne di scavo e ricerca, le prime di Antonio Taramelli,
per poi continuare con quelle a partire dagli anni 60 a cura della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, e poi quelle le attività di ricerca poi a cura in concessione ministeriale sia dell'Università di Cagliari ma dello stesso Comune di Serri, poi arrivare alle attività di ricerca della Soprintendenza di Cagliari Oristano. In particolar modo sia la Soprintendenza ma anche il sottoscritto, in contemporanea alle attività di scavo sono state effettuate delle ricerche nei magazzini. Diciamo che sono attività di scavo, di vecchi scavi, dove sono stati analizzati vecchi contesti. In particolar modo hanno contribuito la dottoressa Pilo, la dottoressa Dore, la stessa dottoressa Salis, soprattutto con la mostra dell'Isola delle Torri, il dottor Casagrande, e poi il sottoscritto per la tesi del dottorato diretta dal professor Ciciloni e da Juan Antonio Camara Serrano. In particolar modo, brevemente in questa sede illustrerò uno studio che è stato effettuato da una capanna che è ubicata a pochi metri dall'ingresso meridionale del recinto delle feste. La capanna viene chiamata ad Altaramelli capanna A o degli Altarini. È una capanna che ha restituito vari materiali ritrovati all'interno delle cassette custodite dalla Soprintendenza di Cagliari. Principalmente i materiali sono delle piccole scodelle miniaturistiche ad orlo non distinto, ciotole carenate con decorazioni a bastoncello, ben note comunque in letteratura e collocate comunque alla tarda età del bronzo e le prime età del ferro. Una cosa curiosissima, queste sono le foto, abbiamo riconosciuto il contesto è ricostruito grazie a un'attenzione anche da parte del Taramelli che ha scritto tantissimo sul sito, ma allo stesso tempo ha conservato bene i materiali, tant'è che sono presenti dei cartellini poi ricavati da vecchi giornali dove lui stesso inserì l'ubicazione e la data, perciò con l'incrocio sia dell'archivio che in parte ha seguito quasi totalmente il dottor Casagrande, ma anche dalle sue pubblicazioni edite abbiamo potuto ricostruire quasi completamente il contesto. Ancora altri studi che stiamo portando avanti sempre con l'equipe stessa della Soprintendenza, ma anche altri colleghi archeologi, è un approccio matematico-statistico sulle relazioni sia degli edifici sacri ma anche dei reperti stessi, in particolar modo dei reperti bronzei. Io ho concluso, passo la parola alla dottoressa Filo. Buonasera. Allora, veniamo quindi a presentare i nuovi interventi di... Aspettate che non riesco a... Ok, i nuovi interventi di scavo che la Soprintendenza sta intraprendendo nel santuario di Santa Vittoria. Grazie a due importanti finanziamenti, dal 2019 abbiamo avuto la possibilità di riaprire le ricerche sul campo in maniera anche piuttosto estensiva a Santa Vittoria di Serri, grazie appunto ai due finanziamenti, uno a valere sull'8 per 1000 e un altro, un più ampio finanziamento del sistema museale delle aree archeologiche della Sardegna meridionale, in cui Serri è uno dei contesti di intervento sia per quanto riguarda gli scavi che i restauri, insieme a vari siti del territorio di nostra competenza, volto proprio a promuovere un percorso, un sistema di
pensato anche proprio per implementare la visita e l'offerta archeologica nel territorio. Il primo settore in cui si sono concentrate le indagini è appunto il cosiddetto recinto delle feste, notissimo in letteratura, ma noto anche più, anche perché uno forse delle strutture anche maggiormente di impatto per il visitatore. Il contesto era stato oggetto di scavo da parte di Taramelli. Sappiamo tutti che Taramelli appunto ha scoperto, ha avviato le indagini nel santuario e scava tra il 22 e il 29, vengono pubblicati anche i risultati di questo scavo in maniera abbastanza dettagliata, con interventi anche negli edifici negli ambienti che sorgono attorno al recinto. Tra l'altro recinto che sappiamo appunto lavorando sui materiali e sul recupero della documentazione di archivio, questo è il lavoro di cui si è occupato soprattutto il dottor Casagrande, che era chiamato all'epoca recinto dei Gergesi perché era dove scavavano gli operai del vicino paese di Gergei. Successivamente agli interventi del Taramelli, che risalgono appunto agli anni 20 del secolo scorso, ci sono stati importanti indagini ad opera di Ercole Contu prima del 63, che ha anche svolto una attività piuttosto intensa di restauro e consolidamento nel recinto delle feste, e in quell'occasione ha fatto anche un saggio, e i saggi indagati dalla dottoressa Lo Schiavo, che comunque sono stati appunto dei saggi di scavo limitati dal punto di vista dell'estensione. Per cui abbiamo ritenuto che fosse importante, visto anche il finanziamento ci permetteva di svolgere un'indagine più ampia, anche estensiva, di concentrarci inizialmente proprio nel recinto delle feste. Questo perché comunque erano proprio questi saggi che erano stati precedentemente effettuati avevano aperto dei punti di domanda legati al fatto che avevano portato alla luce dei lacerti di strutture presenti all'interno nella parte centrale, che è sempre stata considerata come uno spazio aperto, che appunto lasciavano intravedere la possibilità che in realtà non fosse tanto un cortile con edifici affacciati su di esso, ma che potessero esserci altri edifici, che quindi la topografia del luogo dovesse in qualche modo potesse essere rivista. Questo è come appariva appunto il recinto fino al momento in cui abbiamo iniziato la progettazione dell'intervento, e abbiamo appunto optato per aprire un settore piuttosto ampio, quello che vedete evidenziato dalla quadratura più il saggio a ridosso, per avere una lettura più complessiva della situazione. Bisogna dire che diciamo i risultati forse sono stati apparentemente meno fortunati di quello che uno potrebbe immaginarsi o aspettarsi, ma diciamo anche il dato che per alcuni aspetti dobbiamo considerare in negativo, ha messo invece dei punti importanti proprio nella lettura del contesto. Questo perché innanzitutto abbiamo potuto verificare che gli scavi di Taramelli avevano effettivamente
interessato almeno il settore da noi indagato, era stato scavato completamente con diciamo, materiale anche di discarica che era stato accumulato in alcuni settori, soprattutto nella, non so se avete modo di vedere la freccia, nella zona a ridosso del portico l'accumulo era piuttosto importante. Non sono state individuate strutture all'interno, quindi effettivamente dobbiamo immaginare, cioè questo ci consente di immaginare ipoteticamente anche per la restante parte non interessata dallo scavo, comunque come un'area aperta con un bancone roccioso che in alcuni punti presentava degli adattamenti e dei livellamenti, delle regolarizzazioni per la frequentazione a carattere anche cultuale. È stato individuato un'area, questa che vedete già visibile dalla fotografia aerea, qui più nel dettaglio, con un accumulo di materiali con una matrice costituita sostanzialmente da cenere, che anche questo trova un confronto con quanto noi sappiamo dai resoconti di Taramelli, che infatti non solo nel recinto delle feste, ma anche al di fuori nell'area del Tempio Petrale, in prossimità del Pozzo Sacro, individua spesso delle aree di accumulo di cenere mista anche a materiali di altro tipo, che sono stati interpretati come comunque dei residui di azioni forse sacre. Quanto rimane, diciamo, attualmente non ci permette di definire meglio la natura della formazione. Altrettanto interessante è stato il fatto che è stato possibile valutare meglio la disposizione delle lastre che erano state insomma, notate da chi è intervenuto appunto nell'area, nei paesaggi, nell'area in questione, lastre che si presentavano con orientamenti abbastanza regolari e tra di loro, o con raggruppamenti particolari e un'inclinazione anche che aveva fatto ipotizzare che potessero essere pertinenti alle coperture in crollo soprattutto dell'area porticata che limita un settore del recinto. In realtà lo scavo complessivo ci diciamo, lascia ipotizzare piuttosto che si trattassero proprio delle discariche, degli scavi del Taramelli, e quindi proprio della scariolatura del materiale e assunto come veniva svuotata la carriola, e quindi il posizionamento di queste lastre che la cui funzione non è facilissimo da intuire, anche se in un settore piuttosto ridotto, a dire la verità, al di sotto di questo materiale molto rimestato, cioè, anzi non proprio molto rimestato, non è nemmeno corretto, che appariva in un crollo, in un abbandono piuttosto regolare, sono state rinvenute alcune lastre invece in posizioni in piano al di sotto piuttosto regolare, e forse possono essere lacerti di una originale pavimentazione, o comunque di settori regolarizzati attraverso l'utilizzo di queste lastre. Il materiale è rinvenuto, quindi dobbiamo considerare che è molto anche questo rimestato proprio perché l'area è stata, cioè abbiamo scavato zone precedentemente scavate, quindi ha un carattere anche prevalentemente residuale, perché dobbiamo considerare che buona parte del materiale è stato ovviamente anche asportato nel corso dei precedenti scavi. La maggior parte, come era insomma anche facile immaginarsi, risale alla pianta nuragica, all'età del bronzo, ma una
parte più ridotta, comunque interessante, è anche costituita da materiale di età storica. Questo, diciamo, è solo perché la mia formazione è ovviamente di classicista, è un aspetto che mi è sempre interessato particolarmente di Santa Vittoria di Serri, proprio perché sappiamo dai resoconti di Taramelli che vengono menzionati, vengono anche i frammenti più particolari, vengono anche editi, c'è materiali di età storica, si tende a parlare soprattutto di età fenicio-punica, oltre a vari rinvenimenti anche di età imperiali, comprese le monete, che hanno portato un po' a ipotizzare per Santa Vittoria una continuità di uso anche a carattere cultuale del santuario, una frequentazione piuttosto continua. Nel momento in cui abbiamo recuperato i materiali in deposito i materiali di età storica degli scavi Taramelli, diciamo che già è stato uno scavo nei magazzini, anche negli archivi, perché abbiamo potuto anche verificare che in realtà ci sono, rispetto a quello che avevamo in deposito, c'erano state anche delle confusioni, soprattutto durante l'esposizione nell'ex Regio Museo, di materiali, e quindi molti dei materiali di età chiaramente unica, anche molto conservati, che potevano fare riferimento a un uso cultuale o, come infatti era funerario, sono invece pertinenti alle necropoli che si trovano a valle rispetto al pianoro. I materiali che abbiamo rinvenuto in questo scavo sono la maggior parte materiale di ceramico di uso comune, anche difficilmente inquadrabile in maniera più stringente dal punto di vista cronologico, però sono stati rinvenuti anche diversi frammenti, alcuni frammenti, non troppi, di ceramica africana pertinenti a coppe di ACE tipo 3B e 8, quelle caratteristiche con la decorazione sull'orlopendulo a foglia d'acqua, e anche dei reperti numismatici, tra cui quello di cui vedete il rovescio, che è una moneta di un asse di costante della zecca di Aquileia, che si può datare dal 347 al 348 d.C. Anche qui diciamo che l'aspetto il dato in negativo è particolarmente interessante, perché quello che viene praticamente a mancare è proprio il periodo punico romano, e questo diciamo ci porta un po' a rivedere e a indagare meglio, considerata anche che si tratta al momento veramente una visione abbastanza preliminare dei materiali, sono in corso l'elaborazione di disegni e stiamo riprendendo in mano tutti i reperti ceramici, non solo che abbiamo rinvenuto, quindi diciamo sono considerazioni che stanno un po' indirizzando la ricerca, però appunto sono indizi importanti che ci inducono anche un po' a rivedere sia l'entità della frequentazione nelle fasi successive all'età nuragica e anche forse la tipologia di utilizzo e di riuso del sito, che portandoci anzi a quello che si legge maggiormente sono i rinvenimenti di età, diciamo dall'età medio imperiale al tardo antico, come tra l'altro varie testimonianze anche nell'area già indiziavano. Oltre a questo, adesso passo la parola alla collega che diciamo per ambito di competenza di formazione sicuramente è più pertinente a dare delle interpretazioni più ampie invece per quello che riguarda gli aspetti prettamente nuragici, e quindi le cedo il posto. Grazie. Allora, grazie Chiara. Allora, come avete visto sono le indagini, tenete conto che le indagini sono ancora in corso, quindi ci aspettiamo
ancora dei risultati importanti dall'attività che stiamo facendo, che come vedete è il frutto di un gruppo di lavoro ampio che ha previsto che ha comportato il riesame dei materiali di magazzino, cercando in qualche modo di ricondurli di ricondurre tutti quei reperti che prima non si recuperavano con l'attenzione con cui oggi si recuperano, con attenzione alla geolocalizzazione, quindi sta cercando sia di recuperare i materiali di i dati di magazzino, i dati delle nuove indagini, e poi si sta lavorando moltissimo anche sulle strutture, anche attraverso una rilettura delle unità stratigrafiche murarie, che alla luce anche dell'articolazione cronologica che si sta palesando dai dati di scavo, propone poi nuove letture, e si sta cercando quindi di, come dire, ascrivere, di collegare ai materiali e alle diverse fasi le aggiunte, le risistemazioni delle murature, che si stanno individuando anche con saggi puntuali su su parti precise del recinto, al fine proprio di avere una lettura esaustiva di questa importantissima struttura, che sembra essere stata proprio adattata su un affioramento naturale molto in realtà meno regolare rispetto ad altri che se ne individuano sull'altipiano basaltico, e che quindi poi è stata sistemata per poter essere frequentata con dei vespai di base, con delle parti lastricate, ecco, con tutta un'articolazione che effettivamente prima di iniziare lo scavo forse non ci saremmo aspettati. Ora, è vero che all'interno lo scavo estensivo non ha dato delle strutture, quindi anche questo è un dato, giustamente come diceva Chiara, che ci ha colpito particolarmente, anche perché come dire, quando si è scelto di intervenire con lo scavo su questa struttura, si facevano tutta un'altra serie di ipotesi, e si immaginava comunque che all'interno si potessero ritrovare delle strutture murarie, come è avvenuto in altri recinti noti in letteratura, che sono stati indagati insomma, più o meno di recente, come per esempio il recinto di Santa Vittoria di Serri, di Santa Vittoria di Esterzili, che era sempre noto come recinto vuoto, che in realtà nel momento in cui si è scavato si è individuato come contenere un edificio circolare. E una indagine più approfondita del recinto delle feste la si è ritenuta opportuna anche alla luce delle nuove considerazioni che nell'architettura nuragica si stanno facendo anche sul ruolo dei recinti, che si conoscevano sicuramente anche in villaggi come dire, acquisiti alla tradizione della letteratura archeologica, come per esempio i recinti di Serra Orrios o quello che delimita il pozzo di Santa Cristina di Paoli Latino, ma che poi negli ultimi anni, con l'aumentare anche dello studio degli edifici di culto, si è rivelata un tipo di struttura architettonica sempre più come dire, caratterizzante le architetture nuragiche, soprattutto quelle cultuali, ma non solo. Cioè molto spesso appunto questi recinti, queste configurate a volte anche in muraglie possenti, sono posti a delimitare delle porzioni degli insediamenti nuragici. Questa che vedete in alto, per esempio, è la muraglia nota di Selene, dell'abitato di Selene di Gennarcili a Lanusei, che anche questa è stata recentemente indagata e che si è rivelata proprio come un elemento di separazione di una parte dell'abitato da un'altra parte dell'abitato. Quindi, diciamo, recinti e muraglie sono, come dire, si prestano a tutta una serie di letture, talvolta connesse col sacro, talvolta
talvolta connesse più specificatamente con la parte abitativa del villaggio, che hanno dato nuove prospettive di ricerca, e quindi alla luce di questo campo che si è aperto negli studi dell'archeologia nuragica, si è pensato che un riesame e con un approfondimento però proprio sul terreno anche del recinto di Santa Vittoria di Serri fosse doveroso. Accanto all'intervento sul recinto si è individuato un altro settore di indagine, che è quello invece collegato col tempietto in Antis, quella nota magari con la denominazione più tradizionale di capanna del Capo. Anche qui si notavano appunto la presenza di queste delimitazioni delle strutture, che appunto di un monumento, anche questo monumento era stato indagato prima da Taramelli, quindi è ben noto, e poi era stato oggetto di altre indagini, soprattutto su una parte all'atto, ecco, del Tempio, nelle ricerche degli anni del 2000 e del 2015, condotte da Maria Ausilia Fata e da Alessandra Sava, che avevano portato in luce alcuni vani interpretati proprio connessi con il Tempio e intimamente legati anche al recinto che circonda questa struttura. Allora, noi, ecco, qui vediamo proprio la planimetria con le capanne 33A, 33B e 33D, che erano stato oggetto di indagine. Il nuovo intervento si è scelto un altro settore che invece è opposto rispetto a quello indagato nelle precedenti campagne, un settore diciamo meno visibile perché obliterato dalla vegetazione. E anche da questa parte ci sono state delle sorprese. Tenete conto che anche qui lo scavo è ancora in corso, quindi i dati, come dire, sono ancora molto preliminari, ancora in fase di elaborazione, però sicuramente alcuni elementi architettonici ci colpiscono e ci danno già dei primi elementi. Allora, in particolare, lo scavo ha confermato sostanzialmente la ricostruzione che era stata fatta sull'architettura dell'elevato del Tempio, che doveva avere dei filari realizzati in conci isodomi di calcare bianco perfettamente sagomati e lavorati a creare un'architettura isodoma. Ma la cosa che ci ha meravigliato è la comparsa sul lato, diciamo, sinistro del tempietto di una struttura circolare che risulta praticamente simmetrica all'altra capanna emersa proprio negli scavi del 2015. Ora, come dire, la conformazione planimetrica di questa parte di questo spazio che è antistante, di questo spazio intimamente connesso col Tempio, presenta questa simmetria molto curiosa, che tra l'altro come dire chiude in qualche modo una parte di quello che era appunto che è sempre stato interpretato come il temenos, quasi quasi ne impedisce il passaggio, e pone anche tutta una serie di interrogativi su quello che doveva essere in realtà l'utilizzo di questa porzione dello spazio. Anche in questo caso siamo ancora al lavoro per cercare di, come dire, verificare bene le unità stratigrafiche murarie e la loro connessione, anche per come dire, dare l'articolazione progressiva che ha portato alla conformazione finale della planimetria. In particolare vediamo che in una parte di questo muro si appoggia alla capanna, e quindi sembra
alla nuova capanna emersa, e quindi sembra essere in qualche modo realizzato quasi successivamente alla struttura stessa. Quindi le indagini sostanzialmente che stiamo portando avanti si concentrano moltissimo sullo studio di questo muro, che in alcuni casi ha evidenziato pesanti rimaneggiamenti, sicuramente legati anche alla frequentazione di età più, come dire, di età storica più recente e di età contemporanea anche del sito di Santa Vittoria, perché in alcuni casi poi larghi tratti di muro sono risultati anche, come dire, frutto di rimaneggiamenti recenti e non pertinenti alle strutture antiche. Ecco, tutta questa parte è ancora in corso di indagine, in molti casi però il bancone roccioso naturale è il bancone roccioso naturale il bancone roccioso naturale sta emergendo, e quindi ci dice che in realtà in alcune parti siamo già arrivati alla fine dell'intervento. In realtà, ecco, come dire, quello che vi abbiamo voluto dare è proprio sono delle anticipazioni su questa che è delle prime notizie, ecco, diciamo, su questa che è un'attività che è veramente ancora in corso d'opera e che, come dire, prevede ancora molti mesi di scavo, per cui come dire, solo nei prossimi mesi, quando riusciremo anche a studiare tutto il materiale che abbiamo recuperato nell'intervento, potrà darci anche quei dati importanti cronologici che per strutture di questo tipo risultano anche, come dire, fondamentali per chiarire tutta quella serie di problematiche ancora aperte sulle strutture esemplari di età nuragica che sono effettivamente, che oggi propongono moltissimi diversificati e che sono probabilmente da attribuire e che pensiamo siano da attribuire anche a fasi diverse dell'età del bronzo, in alcuni casi dell'età del ferro. Ecco, però di questo non vi possiamo parlare adesso, proprio perché non abbiamo, siamo ancora, come dire, immersi in migliaia di frammenti, perché purtroppo da dire che il materiale è estremamente frammentario, e quindi come dire, vi daremo appuntamento a un'altra occasione per cercare di essere sicuramente anche più esaustivi e di soddisfare maggiormente le curiosità che speriamo comunque di avervi suscitato. Grazie. Grazie a Gianfranca Salis, che ha chiuso quindi col suo intervento questo primo ciclo di appuntamenti che riguardano il festival. Io direi che per chiudere definitivamente darei la parola a Fulvia Lo Schiavo, che fa un attimo la sintesi di quello che è stato detto e che poi ci salutiamo e ci vediamo domani. Prego. Se è possibile, naturalmente, se ha la volontà di dire qualcosa, altrimenti ci salutiamo direttamente. Dicevo che questo è un colpo basso, perché fare una sintesi di un quadro volutamente così ampio, sia come argomentazioni, sia come temi, è certamente non facile. Me lo sarei dovuto preparare facendo una scaletta, però guardando, anche solo semplicemente guardando il programma, direi che c'è la base intanto per un appuntamento all'anno prossimo. Su questo non c'è dubbio. Partiamo dalla fine. Ardo dal desiderio di sentire le ultime notizie su Santa Vittoria di Serri. Sicuramente, come ha detto Gianfranca, la mia curiosità, e penso quella di tutti gli ascoltatori, è stata stimolata. Quindi da questo punto di vista, cara Gianfranca, non solo sei invitata, ma se Dio vuole l'anno prossimo sarà una visita in persona, perché fin dal primo convegno noi abbiamo sempre organizzato una gita sia formale, cioè del convegno, e sia per i nostri amici che venivano anche dal giorno prima,
a Santa Vittoria, perché Santa Vittoria e Nuraghe al Rubiu fanno veramente parte di uno stesso, come dire, di uno stesso mondo. E bisogna assolutamente che chi va a conoscere il Nuraghe al Rubiu, che è un capolavoro fra i monumenti nuragici, debba passare a Santa Vittoria di Serri, che come santuario è veramente eccezionale. Quindi da questo punto di vista è un appuntamento fermo. Il motivo per cui abbiamo chiesto alla collega Constance von Rüden di presentare dall'altro capo della Sardegna, quindi sempre Sardegna, un monumento assolutamente dall'altro capo della civiltà nuragica, perché è un monumento antichissimo, probabilmente direi bronzo medio, ma sicuro, con una forma molto particolare, uno scavo che io personalmente ho potuto vedere di una difficoltà incredibile, analizzato esattamente come diceva Gianfranca all'inizio, con tutti i possibili metodi analitici che consentono al semplice fatto di rimuovere la terra e di liberare le strutture, analizzare fino in fondo i pollini, i resti ceramici, i resti litici, la geologia, la litologia, l'ambiente nel senso di connessioni antiche e presenti, quindi l'eventualità di risorse e di collegamenti. Insomma, è uno scavo che dire completo è poco. Lo scavo, vedete, è sempre stato ed è ritenuto un'attività distruttiva. Perché? Perché una volta che hai scavato, quello che hai tolto e quindi è un monumento che verrà fuori, che viene fuori, ma tutto quel patrimonio di sovrapposizione di dati lo hai tolto. Ecco, lo scavo di Constance von Rüden è emblematico dal punto di vista di come si può e si deve analizzare ogni minimo frustulo in modo che lo scavo sia quantomeno distruttivo possibile. E i due volumi, cioè quello che è stato presentato, che è gli atti del convegno dell'anno scorso, diciamo che ci rassicurano sul fatto che stiamo andando per la via giusta. Piccolo passo perché il volume è un volumetto piccolino, però grande passo perché dall'anno scorso a quest'anno siamo riusciti a tirarlo fuori. E non vi dico la difficoltà per gli organizzatori di tirare fuori dal naso ai relatori delle relazioni che non si sa per quale motivo di gelosia non vogliono mai completare nei tempi richiesti. Però insomma ce l'abbiamo fatta. E la prospettiva ancora più consolante è l'invito che ci ha fatto la collega e amica Giovanna Pietra a poter ospitare questo sforzo e quindi il convegno in cui ora siamo immersi all'anno prossimo nei Quaderni di Cagliari, che a loro volta ospitano le 3 precedenti edizioni. Quindi direi che per quanto apparentemente argomenti sparsi, invece c'è un collegamento e il collegamento poi speriamo lo si vedrà nel merito domani sera. Tra domani mattina e domani sera. Arrivederci. Grazie mille. Era un colpo basso, ma come ha visto ne è valsa la pena sentire le sue conclusioni. Va bene, siamo noi allora che la ringraziamo tutti i nostri relatori. Appuntamento domani mattina alle ore 9 per l'inizio dei nuovi lavori. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci.